Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Sono recentemente tornata da un viaggio e questo mi ha dato, diciamo così, l'ispirazione per parlarvi di un argomento che spesso sottovalutiamo, vale a dire l'incidenza energetica che alcuni posti hanno sulle persone, che è qualcosa che ho già comunque accennato in altre pillole, in altre condivisioni, ma non avevo mai approfondito in quali circostanze questo può verificarsi. Come noi sappiamo, gli ambienti si impregnano della materia psichica delle persone che li vivono, non solo gli ambienti, gli oggetti, abbiamo visto appunto come procedere qualora appunto si sia in possesso di oggetti magari antichi oppure che sono appartenuti appunto ad altre persone, se non addirittura famiglie, eccetera, delle quali vogliamo annullare le vibrazioni negative per ripulirli, insomma. Avevamo visto appunto l'uso del disimpregnatore. Ma quando siamo noi ad essere in giro, cioè quando al contrario non è un oggetto che viene a noi, ma noi che andiamo in un posto non nostro, è chiaro che entriamo a contatto con vibrazioni o con residui psichici di tutte le persone che appunto hanno sostato nel posto, nel luogo. Esistono dunque diversi rimedi che possiamo utilizzare per proteggere la nostra persona, ma anche la nostra persona nel suo complesso, soprattutto però appunto la nostra integrità psichica, diciamo così, il nostro corpo eterico. Sappiamo appunto che possiamo comunque circondarci di un cerchio di fuoco, ma questo tiene lontano più che altro visite indesiderate notturne. Se dormiamo e facciamo il cerchio di fuoco intorno al letto prima di andare a dormire, ma questo non impedirà comunque alle impressioni e alle impregnazioni dei luoghi di agire comunque su di noi. Dunque, alcuni metodi molto efficaci e semplici che sono alla portata di tutti ci permettono di garantirci un buon sonno ristoratore e anche una buona permanenza nei luoghi nuovi che non sono i nostri. Uno di questi rimedi è sicuramente deriva dalla radionica, che viene sempre in soccorso, basta sapersi riguardare, ricercare ed individuare il giusto rimedio. Si tratta di questo circuito che è uno smagnetizzatore a spirale per le energie congeste dei luoghi. Dunque non sarà necessario posizionare alcunché all'interno di questo circuito, ma semplicemente posizionarlo magari sopra qualche mobile o in un punto della camera dove possa lavorare indisturbato. Lo trovate come sempre gratuitamente nel nostro sito, l'indirizzo è www.ilcapitano.altervista.org e potrete individuare questo circuito all'interno della dispensa che si chiama 10 quadranti radionici e circuiti radionici anno 2017, ringraziamento per 80.000 PDF distribuiti nel mondo. Questo è proprio il nome del file, ma al solito per agevolarvi metterò il link nella descrizione sotto questo video. Questo appunto era uno dei rimedi ed è un rimedio assolutamente utile, tra l'altro un foglio di carta ben conservato, sarebbe bene non piegarlo per non sgualcirlo o rovinare la geometria, il disegno impresso. Comunque è possibilissimo trasportarlo con sé, magari in una bustina di quelle trasparenti con gli anellini di lato, così da impedire appunto che si stropicci. Un altro rimedio è invece ancora più semplice, non dobbiamo portarci assolutamente nulla dietro perché in genere è qualcosa che possiamo fare direttamente sul posto, vale a dire usare la capacità dell'acqua di impregnarsi.
e di attirare a sé le impressioni e le energie, le vibrazioni che sono nel luogo. Allora cosa faremo? Molto semplicemente potremo riempire un bicchiere d'acqua, sicuramente i bicchieri li troviamo in dotazione a volte nel bagno, se è solo una camera di un bed and breakfast, oppure se è un appartamento abbiamo sicuramente a disposizione anche le stoviglie o quant'altro. Comunque sarà facilissimo appunto riempire un bicchiere d'acqua e posizionarlo in un punto. Ogni tanto si può prendere, svuotare questo bicchiere, riempirlo e mettere nuovamente il nostro bicchiere lì, ben sapendo, ben consapevoli che appunto l'acqua chiamerà a sé tutte le vibrazioni negative. Un altro metodo può essere quello di accendere una candela bianca. Il bianco infatti all'interno cioè la candela bianca serve appunto a neutralizzare le influenze negative. Per paradosso vi posso dire che anche eventualmente una candela nera ha lo stesso effetto, anche il nero serve a scaricare il negativo. Ma comunque una candela bianca è sicuramente più facilmente reperibile in qualsiasi supermercato alla bisogna, si procura facilmente. Questi sono, diciamo, metodi semplicissimi che ci permettono di correggere un pochettino le energie dei luoghi e di avere un buon sonno ristoratore, insomma, di riposare bene. Ovviamente, fermo restando che abbiamo tutte le altre tecniche già condivise fino ad ora, come ad esempio il pentagramma, che potrete tranquillamente disegnare nell'aria rivolgendovi nei 4 punti cardinali, così come spiegato nella pillola del pentagramma, oppure possiamo al solito circondarci del nostro uscio di protezione, il nostro ovetto di protezione. Questi insomma sono degli stratagemmi per poter mantenere anche in modo pratico la nostra serenità, il nostro umore e il livello di energie che molto probabilmente eh, rischia appunto di essere alterato a seguito di questi scambi. Sappiamo appunto che gli scambi sono una cosa reale, avvengono come noi rilasciamo, eh, così anche assorbiamo. Ricordiamoci infatti che come è vero che mettiamo il bicchiere d'acqua proprio per permettergli di impregnarsi e di assorbire, il nostro organismo composto da una percentuale di acqua altissima, tra il 70 e l'80% è composto d'acqua, immaginiamoci appunto quanto ci impregniamo nostro malgrado. Questa è una cosa che assolutamente dobbiamo imparare a tenere sempre a mente. Questo vale anche e soprattutto per le impressioni non soltanto a livello psichico, ma anche le impressioni di tipo verbale che andiamo appunto a iscrivere nel nostro campo aurico, nel nostro corpo eterico. Dunque, ovviamente è sempre importantissimo mantenere un centro e una pulizia nelle nostre emozioni e nei nostri pensieri, ma è chiaro che a volte non basta perché se poi appunto non abbiamo idea in alcuni ambienti chi è sostato prima di noi, è bene comunque mettere in pratica questi piccoli accorgimenti, vi renderete conto voi stessi della differenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ci aggiorniamo alla prossima condivisione, vi do un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.